Buonasera e ben ritrovati a 7 Sera. E allora continuiamo a sfogliare le pagine della bellissima storia del campione dei campioni della pallacanestro. Ben ritrovato a Dino Meneghin. Buonasera, ribenvenuto e buonasera anche al professor Gaetano Ideo, epatologo e presidente del comitato scientifico FADE. Ecco, con lei abbiamo iniziato questo percorso per capire come stare bene, come curare, prenderci cura del nostro fegato, perché è veramente qualcosa di fondamentale. Allora, ci stiamo dando le dosi ideali, quanto si deve bere, poco e giusto, ma veramente con moderatezza, e adesso però facciamo un excursus nelle patologie più importanti. Allora, una su tutte, quella che colpisce veramente il fegato è l'epatite C. Che cos'è esattamente? È una malattia causata da un virus che si prende non da animali, ma si prende soltanto da un'altra persona infetta, direttamente o indirettamente. Perché oggi è diventata più importante l'epatite C rispetto all'epatite B? Perché nell'epatite B da moltissimi anni abbiamo il vaccino che è diventato obbligatorio dal 91 per tutti i neonati e per i ragazzi di 12 anni. In questo modo tutti coloro che hanno da 0 a 30 anni sono vaccinati proprio nel periodo maggiormente pericoloso, l'asilo, oppure i 18, i 20, i 25 anni con i rapporti sessuali. La trasmissione del virus dell'epatite B era facilissima una volta, oggi col vaccino per fortuna non ci si ammala. Rimane invece il virus dell'epatite C, il cui rischio ancora esiste nei giovani, anche se non è altissimo come una volta, attraverso il piercing, i tatuaggi, ecco, non di per sé stessi, ma quando, quando non si impiegano le metodologie totalmente sterili. Quindi se uno lo vuole fare lo faccia tranquillamente, ma assolutamente utilizzando una corretta metodologia. Abbiamo in Italia circa 1.700.000 persone affette da epatite cronica C, e volevo solo aggiungere quello che dicevo prima. Mentre se uno ha una patologia di cuore, ha un cuore che funziona 20% in meno, ci si accorge. Prima riuscivo a fare 10 km, oggi mi viene l'affanno. Lo stesso una patologia polmonare. Il fegato può funzionare anche solo al 40% e la maggior parte delle persone non si accorgono. Ecco perché è fondamentale il medico di famiglia, per esempio, che vada a controllare gli esami di laboratorio, vada a vedere se è portatore del virus dell'epatite B, eventualmente se ha più anni, o dell'epatite C. È un esame estremamente semplice, pochissimo costoso, e sappiamo che in questo modo quella persona non è ammalata, e se nel caso si scopre che invece è portatrice di questo virus, ci sono tutte metodologie per poter eliminare il virus o evitare una serie di complicazioni, certo, proprio con lo stile di vita, quindi sport anche in questo caso, alimentazione corretta, niente alcol o poco alcol, niente fumo, non sovrappeso, quindi certo, cose molto semplici. Certo, cose semplici ma fondamentali. Adesso però vedremo anche bene quali sono esattamente gli esami da fare quando si parla di prevenzione e quali le cure. Ne parliamo bene, perché a casa, se ci fosse qualcuno che in questo momento ha il timore di aver riscontrato questo virus oppure l'ha riscontrato e non sa che cosa fare, almeno possiamo aiutarvi dal nostro salotto. Però io vorrei continuare a sfogliare le pagine del suo libro, Dino, perché si chiama Passi da gigante, è scritto con Flavio Vanetti, il giornalista del Corriere, ma è importante dire che tutto il ricavato di questo libro andrà direttamente all'associazione FADE. Lei, per esempio, testimonia di tante campagne, tra queste anche quella contro l'epatite C, per cui è veramente fondamentale ricordare. Leggete questo libro, bello, esatto, divertente, esatto, ci sono tante emozioni, e un'emozione adesso ce la racconta. Allora io vorrei con lei tornare ad un momento che mi è piaciuto tantissimo mentre leggevo il libro, quando intorno agli anni 90 lei ha incontrato e si è scontrato con suo figlio, giusto? Ah sì, sì, è vero, è vero. Era il 90, io giocavo a Trieste, avevo 40 anni, e mio figlio esordiva a 16 anni in prima squadra, e giocava con Varese. E quindi è successo che a un certo momento del campionato dovevamo giocare uno contro l'altro, quindi grosso battage pubblicitario, il fatto generazionale. E devo dire che quando sono entrato in campo, che l'ho visto lì in divisa da gioco, che si allenava, la prima sensazione è stata quella di dire: Dino, sei vecchissimo, ritirati, perché qui c'è linfa nuova, pronta. E quindi nel preriscaldamento della partita facevo finta di niente, però con un occhio guardavo sempre di là per vedere Andrea come si muoveva.
Poi è capitato che durante la partita è capitato proprio che abbiamo giocato anche contro, e quindi c'è un'azione che viene raccontata anche nel libro, dove c'è un tiro di Varese, sbagliano il tiro, io salto per prendere il rimbalzo, conquisto il pallone e sento uno che mi si catapulta sulla schiena come un tir. E io mi giro e dico, ma chi è questo qui che mi massacra? Ed era Andrea, era mio figlio. E la cosa, prima di tutto mi ha fatto male, Ecco. ma la cosa mi ha reso molto orgoglioso perché lui stava dimostrando che interpretava la partita come piace a me. Grande passione, coraggio, voglia di fare, non ha paura di nessuno, quindi non ha guardato in faccia neanche a suo papà. Nessun timore E allora da lì ho reverenziale. capito anche che grazie anche al temperamento sarebbe diventato un grandissimo campione, cosa che poi è successa perché lui ha vinto lo scudetto con Varese nel 99 e nello stesso anno, giocando in nazionale, la nazionale è diventata campione d'Europa e quindi ha nel suo palmarès queste cose che hanno dimostrato che lui è stato un grande campione. Adesso non gioca più, fa l'allenatore degli Under 19 a Varese, quindi si occupa del settore giovanile, che è un compito molto difficile ma molto gratificante, per lui piano piano, giorno per giorno, costruisce i campioni del futuro. Esatto, formare nuovi talenti è una grande scommessa, una sfida. Assolutamente, una sfida, ma è molto difficile perché non gli devi insegnare solamente le cose tecniche, devi insegnargli un certo tipo di mentalità, di applicazione, voglia di sacrificio, porsi degli obiettivi e quindi soprattutto non abbattersi davanti alle prime difficoltà, perché io vedo che molto spesso nei nostri giovani alla prima difficoltà mollano, abbandonano tutto, cercano altre soluzioni più facili, mentre lo sport, tutto lo sport, ti insegna veramente ad applicarti giorno per giorno, costantemente, per vedere alla fine, dopo un lungo lavoro, il successo. E la cosa più importante è non demoralizzarsi, se ti trovi una porta chiusa davanti la devi abbattere, Sì. e una volta abbattuta tu ti senti ancora più forte e pronto a nuove sfide. Certo, serve tenacia e questo è un insegnamento che poi serve nel corso di tutta la vita, per esempio anche quando si scopre che si va incontro a qualche problematica di salute. Allora adesso torniamo qui, ritorniamo a parlare della nostra epatite C. Abbiamo detto che la prevenzione si fa con uno stile di vita sano, ma i primi esami per capire se stiamo bene sono quelli comuni, normali del sangue, per cui prima di tutto rivolgersi al nostro medico. Ma poi cosa succede? Allora, se c'è qualche cosa che non va, qual è il primo passo da fare? Ma controllare degli esami del sangue, che sono le famose transaminasi, e soprattutto i marcatori dei virus. Sono esami semplicissimi, poi un altro esame importante è l'ecografia del fegato, che ci dà così l'immagine del fegato com'è, ci può dire se è perfettamente normale o ci sono delle alterazioni. Poi se ci sono una positività del virus, allora è corretto andare dallo specialista che seguirà tutta una serie di indagini per valutare a che stadio è arrivata la malattia e si deciderà se fare una terapia o aspettare per eliminare il virus. Oggi noi possiamo eliminare il virus in un'alta percentuale di casi. La cosa proprio fondamentale è conoscere il genotipo del virus dell'epatite C. Il genotipo è la razza del virus. Come gli uomini hanno razze diverse, anche il virus ha razze diverse. Le più frequenti sono 2 in Italia, 3 diciamo, il genotipo 1, 2 e 3. Il genotipo 1 oggi può essere eliminato nel 45% dei casi, quindi si può guarire, il genotipo 2 e 3 nel 70-80%. Devo però aggiungere che sono usciti 2 nuovi farmaci che, aggiunti ai farmaci che oggi abbiamo, che sono l'interferone peghilato e la ribavirina, la percentuale di eliminazione del virus più aggressivo, che risponde meno alla terapia, l'1, le probabilità di eliminarlo arriva oggi al 65-70%. Certo. Quindi è un ottimo risultato, è una medicina che va sempre incontro al progresso, per fortuna, ma quello che le volevo chiedere per concludere è qualcosa di importante. Allora, quando per esempio si hanno grandi problematiche, si può parlare di trapianti che possono intervenire per salvare la vita? Oggi com'è questa situazione? Certo, oggi ormai da un certo numero di anni il trapianto non è più quello che una volta chiamavo l'esercizio del bravo chirurgo. Oggi è una terapia. Io mi sono occupato, quando ero primario Niguarda, per 12 anni proprio di trapianto, non come chirurgo ma in accordo, in collaborazione col chirurgo, sceglievamo e portavamo avanti i pazienti trapiantati. Oggi è ancora più facile, i risultati sono ottimi, l'Italia è simile, i risultati sono simili a qualunque altro paese del mondo
ed è una metodologia che quando c'è bisogno è realmente una terapia che risolve la situazione e riporta il paziente che aveva pochissimi mesi di vita a condurre una vita del tutto normale. Certo, per fortuna. E allora sostenere gli amici dell'epatologia si può, basta andare sul sito www.assofade.com per avere tutte le informazioni e poi basta comprare questo splendido libro che si chiama Passi da gigante di Dino Meneghini, è veramente un libro che fa innamorare. Allora abbiamo ancora pochi secondi, mi racconta qual è stata la sua emozione quando è stato eletto nella Hall of Fame degli Stati Uniti? Beh, la Hall of Fame è, molto brevemente è il museo del basket, nel senso che a Springfield in America c'è questa enorme struttura dove ci entrano i grandi giocatori del passato, allenatori, dirigenti, giornalisti e quindi il top del basket mondiale. E lì prima di me c'erano due grandi allenatori, c'era Cesare Rubini, adesso c'è anche Sandro Gamba e io sono l'unico giocatore italiano. Beh, vedere la mia brutta faccia in fianco a questi grandi miti, questi grandi nomi del basket mondiale che hanno fatto la storia della pallacanestro è stata un'emozione fortissima. Ma come ho sempre detto, io sono lì con le magliette a ricordo, fotografie e quant'altro, però insieme a me ci sono tutti i miei meravigliosi compagni di squadra, i miei allenatori, tutti anche i tifosi, i giornalisti, ci mettono dentro un grande treno, tutti insieme, e allora noi siamo tutti lì. Cioè, io sono lì rappresentato, ma tutti devono sapere che lì c'è tutto il basket italiano, perché noi siamo lì a rappresentare che il nostro movimento è un movimento fortissimo. Certo, quindi il gruppo e la tenacia per diventare i numeri uno, ma anche la tenacia, la forza, e bisogna credere nel fade per andare avanti e stare bene. Allora io vi ringrazio infinitamente, Dino Meneghini e professore Gaetano Ideo. Adesso però un pochino di pubblicità, poi state con noi perché andiamo nel mondo dello spettacolo e scopriamo come diventare dei grandissimi anche lì. A tra poco.